birra chiara artigianale popolare. Imparciale nuovamente il gruppo Caroli Hotel, l'hotel che ospita tutte le nostre miss in trasferta. L'Urban Art, lo stile anticonformista e artigianale italiano. Alpac, i materiali per il sottovuoto. Radio Kiss Kiss e non ci ferma nessuno. Il tour motivazionale promosso da Luca Vete di Striscia la Notizia per promuovere il movimento dei giovani. Ovviamente questa è la prima selezione del 2018. Allora, andiamo a capire cos'è Miss Mondo. Miss Mondo nasce come, si può dire, un talent per ragazze meritevoli, non solo belle, ma che abbiano qualità per sfondare nel mondo dello spettacolo. Questa è la prima selezione per capire quale ragazza veramente potrà rappresentarci. Questo è uno staff composto di sole donne. L'obiettivo è esaltare l'eleganza femminile senza mai cadere in espressioni di volgarità. Noi ci teniamo che tutte le nostre ragazze siano tranquille, perché questo è semplicemente un concorso che le deve aiutare a sfondare nel mondo dello spettacolo per seguire il loro sogno. Ovviamente adesso chiamo la nostra madrina, colei che ha cavalcato le nostre passerelle, che ha avuto modo di vincere. Chiamo Giulia Mazzona. Prefinalista nazionale 2018. Giulia Mazzone è una ragazza giovanissima e qua questa sera come madrina e rappresentanza. Dopo la sentiremo e sentiremo anche che consigli ha da dare alle nostre ragazze. Ora andiamo a vedere le ragazze, andiamo a conoscerle, perché la gara deve avere inizio. La prima sfilata sarà in costume, ricordo, dello sponsor Ciubichini. Spero che le ragazze siano pronte. Giulia, sono pronte? Andiamo. In favore del pubblico, quanti anni hai, da dove vieni e cosa fai nella vita? Buonasera a tutti, io ho 17 anni, vengo da Villafranca Padovana e studio liceo linguistico. Il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto è quello di tornare in Australia, dove ci sono stata l'estate scorsa. A fare cosa? Sono andata in vacanza a studio, ho conosciuto un sacco di amici, quindi non vedo l'ora di tornare a trovarci. Hai trovato pure il fidanzato, di la verità? No, già stato ci dopo anni. Scherziamo, prego, complimenti. Il numero 2, Morena Mondina. Morena, quanti anni hai, da dove vieni? Buonasera a tutti, sono Morena, ho 20 anni e vengo da Venezia. Cosa fai nella vita? Nella vita sono portiera. Il tuo sogno nel cassetto? Entrare nel mondo della moda. E noi te lo auguriamo, prego. Con il numero 3, Paola Veni. Quanti anni hai e da dove vieni? Buonasera a tutti, sono Paola, vengo da Brescia e ho 14 anni. È giovanissima, un applauso per Nicoletta.
anni hai e da dove vieni? Buonasera a tutti, mi chiamo Arianna, ho 19 anni e vengo da Sarcero. Cosa fai nella vita? Faccio la babysitter e la cameriera. E il tuo sogno nel cassetto? Per diventare una fotomodella e lavorare nella moda. Sarete tutte delle fotomodelle perché Miss Mondo porta fortuna. Con il numero 5, Rossella Mae. Rossella, da dove vieni? Quanti anni hai? Buonasera a tutti, mi chiamo Rossella, ho 21 anni ed ecco qui da Cosa fai nella vita? Studio commercio estero all'università. Il tuo sogno nel cassetto? Riuscire a finire il prima possibile gli studi. Te lo auguriamo presto, prego anche a te. Con il numero 6, Pamela Valle. Questo il pubblico, loro votano, ma anche loro devono vederti quanto bella sei. Quanti anni hai e da dove vieni? Mi chiamo Pamela, ho 20 anni e vengo da Vicenza. Cosa fai nella vita? Nella vita studio psicoeconomia e allo stesso tempo sto studiando e lavorando insieme. La stagione invernale. Il tuo sogno nel cassetto? Diventare una manager di un'azienda multinazionale. Sognano in grande le nostre miss e noi glielo auguriamo a tutte. Con il numero 7, Costanza Giurato. Ciao Costanza, quanti anni hai e da dove vieni? Ceriamoci verso di là. Allora, mi chiamo Costanza, buonasera a tutti e oggi ho sbagliato. Comunque, ho 22 anni, vengo da Vicenza e niente, sono siciliana in realtà, però vengo da Vicenza ormai di Cosa fai nella vita tu? E per fortuna ho un po' di progetti e per il momento sto lavorando come illustratrice per un'azienda di Treviso. E il tuo sogno nel cassetto? Beh, imparare bene la coreografia e poi magari avere un'idea buona e diventare imprenditrice di me stessa. Complimenti! Con il numero 8, Marina Onificiuk. Il tuo cognome come si dice? Ho sbagliato io, vero? Benissimo! Quanti anni hai e da dove vieni? Sono Mariana, ho 18 anni e vengo dall'Ucraina, abito in Italia ormai da 6 anni. Cosa fai nella vita e raccontaci anche il tuo sogno nel cassetto. Allora, io studio ancora, faccio economia e il mio sogno del cassetto è entrare nel mondo dello spettacolo. Grazie, prego anche a te. Con il numero 9, Beatrice Frassoni. Buonasera, giriamoci verso il pubblico. Quanti anni hai e da dove vieni? Questa domanda sono anziana, 24 e vengo da Vicenza. Anzianissima. Quanti anni hai? 24, sicura che ne danno un giorno. Cosa fai nella vita? Principalmente relatrice e organizzatrice del corso. E il tuo sogno nel cassetto? Aprire una serie di case che fanno proprio per cercare di lavorare. Complimenti. Prego. Con il numero 10, Chiara Masiero. Chiara, quanti anni hai e da dove vieni? Buonasera a tutti, mi chiamo Chiara, ho 18 anni e vengo da Levera in provincia di Padova. Cosa fai nella vita e anche tu, il tuo sogno nel cassetto? Sono una studentessa al quinto anno e il mio sogno nel cassetto è studiare giurisprudenza. Prego. Con il numero 11 vediamo Alessia Nardello. Alessia, guardiamo di qui. Quanti anni hai e da dove vieni? Buonasera a tutti, ho 16 anni e vengo da Chiene, provincia di Vicenza. Cosa fai nella vita? Sono una studentessa
sogno nel cassetto? Mi piacerebbe diventare una fotomodella, ma anche comunque proseguire con gli studi. Le nostre miss, belle ma anche intelligenti, con sogni reali. Prego. Con il numero 12, Ambra Buruiana. Vieni qui vicino a me, non allontaniamoci. Quanti anni hai e da dove vieni? A tutti ho 16 anni e Cosa fai nella vita? la vita sono iscritta a lingue, E il tuo sogno nel cassetto? vorrei diventare in giurisprudenza e adesso sto facendo. Quanti futuri avvocati, mamma mia, prego! Il numero 13, Carina Moraru. E anche tu qui vicino, hanno tutte paura, si nascondono. Quanti anni hai e da dove vieni? Cosa fai nella vita? Sono una modella e studio per diventare una designer. Il tuo sogno nel cassetto? Dopo la carriera di creare una famiglia perfetta. Te lo auguriamo, bellissimo, prego. Con il numero 14, Irene, bevi l'acqua. Quanti anni hai e da dove vieni? Buonasera a tutti, sono Irene, ho 16 anni e vengo da San Giovanni Italiano, provincia di Roma. Cosa fai nella vita? Sono una studentessa di liceo artistico di Roma. E il tuo sogno nel cassetto? Mi piacerebbe diventare una scenografia oppure una disegnatrice militare. Complimenti, prego. Con il numero 15, ultima, ma non di certo ultima, Rossella Bararella. Quanti anni hai e da dove vieni? Buonasera a tutti, sono Rossella e ho 17 anni. Cosa fai nella vita? Frequento il quarto anno di liceo scientifico. E il tuo sogno nel cassetto? Diventare un medico. Medico. Pediatra. Complimenti, prego. Ora tutte le nostre 15 miss sono schierate, invito i fotografi, le mamme, i fans, i fidanzati a tirare fuori i loro cellulari, a fotografarle, le mamme fanno i segni, invitano le ragazze a sorridere. Abbiamo qui vicino a me Nicole Cogo, la nostra Miss Veneto 2017 in carica, che si preparerà, vieni qui, a premiare colei che ha vinto. Silvia, lo dici tu chi ha vinto? Rossella Baradella. Con il numero 15. Complimenti Rossella. Vieni qui, in favore di pubblico, la nostra bella Nicole ti premia. Lei è la nostra Miss Web. Fate un applauso, fate un applauso. Chi vuole avvicinarsi per le foto lo faccia pure. Dopodiché invito a Massimiliano De Vecchio, in rappresentanza di Polar, perché lui a seguito di un casting sul web, sui social, ed è venuto sempre alle nostre selezioni per scegliere colei che sarà il volto che vincerà appunto una campagna con gli occhiali Polar da lui sponsorizzati, ha scelto la sua ragazza. Lo facciamo dire a lui, diamo la busta. Iurato. Complimenti abbracciatevi, baciatevi, venite avanti che nessuno vi mangia, venite qui, prego, prego.
pubblicitaria, grazie alle nostre ballette. E ora un grande applauso alle nostre miss. Invitare le ragazze a sfilare in abito elegante, perché ovviamente prima le avete viste in costume, ora dovrete vederle con l'abito, perché anche lì si vede l'eleganza e il portamento di una miss. Tanti diranno non sanno sfilare, tanti diranno camminano male, che giovani, ma questo è l'inizio, è la selezione. Noi da qui andremo a scremare le ragazze, le andremo a preparare, le selezioneremo e soprattutto le faremo diventare grandi, quindi ovviamente non ci sono modelle professioniste in questo palco questa sera, ma sono delle ragazze che dovrebbero diventarlo, belle, fresche, giovani, e forse la cosa più bella di loro è proprio questo, la gamba che trema, il sorriso che non viene, e quindi vi chiedo proprio col cuore di battere le mani una volta in più per loro, perché è la prima serata. E grazie ancora a Diavoli e Diamanti per averci ospitato qui questa sera, a Federico che ci ha fortemente voluto, ci ha vestito anche, e quindi avanti con la sfilata. È di Villa Franca Padovana, che viene da Padova e ha 17 anni. Ora con il numero 2, Morea Bondi. Con il numero 3, Paola Beni. Con il numero 4, Arianna Borgo. Rossella Mai. Pamela Valle. Il numero 7, Costanza Giurato. Con il numero 8, Maria Ciucca. Con il numero 9, Beatrice Frasson. Chiara Masiero. Alessia Nardello. Sandra Morignano. Numero 13, Carina Moralo. Con il numero 14, Irene Bevilacqua. Con il numero 15, Rossella Baradella.
E poi ci ritiriamo per deliberare. Al diavolo e ai diamanti. Ho il piacere e l'onore di presentare le reazioni di Icona Abbigliamento Fashion Show.
29 primi a Camisano Vicentino. E niente, l'idea è nata, magari qualcuno ci ha anche un po' paragonati a qualche altro artista, a qualche altra sfilata, però vi posso assicurare che avendo la passione della scenografia, del teatro e del cinema, credo che ogni atto possa parlare e ogni donna parla con ciò che indossa, nulla si sceglie a caso. E noi, insomma, la nostra intenzione è quella di far parlare le sfilate. Un grosso applauso alla nostra Alessandra. Io ti concedo insieme alle ragazze e alle tue creazioni e mi avvicino intanto ai giurati.
Cecilia Canier e vincitrice del kit di cosmetici e della pulizia viso è premiata dal nostro Marco Lazzaro e anche da Germano Barfato. Avvicinatevi, uno dà l'omaggio, l'altro fascia, uno bacia e l'altro braccia, questa è la tecnica. Siamo preparati. È la numero 6, Pamela Valle. Chi sarà la vincitrice qui questa sera. Intanto invito Federico Golozzi, fate un bel applauso a questo bellissimo uomo, il proprietario. Ma chiedo di avvicinarsi anche a Jenny Giolo. Chiedo alla nostra di Maria Giulia di fornire corona e tutto il kit necessario. Sappiate che la vincitrice stasera si aggiudica ovviamente la corona, che è sì simbolica, un Vitalitis, un buono sconto di 100 euro by Upla